Ciao a tutti, io sono Alessandro Arzini e oggi vi parlerò di protezioni per la gola per le EMA. Le protezioni per la gola per le EMA sono sostanzialmente quelle chiamate gorgiere. Queste gorgiere sono sostanzialmente di due tipi, quelle della PBT e quelle della Red Dragon. Il modello della Red Dragon, che io non ho personalmente ma che ho visto utilizzare, è sostanzialmente fatto in questa maniera. Una unica protezione frontale, a dir di chi l'ha comprata abbastanza rigida. Questo modello della PBT invece, pur risultando abbastanza ingombrante e come dire quasi eccessivo, ha anzitutto la protezione frontale che, come potete vedere, è decisamente resistente, non però risultando rigida. Infatti si può abbassare il volto e quindi comprimere la gola senza troppa difficoltà. La cosa veramente buona è l'inserzione tra il collarino e la placca frontale. In questo punto si presenta una certa resistenza della protezione alle. L'altra cosa interessante è la protezione garantita alle clavicole e all'inizio della spalla da queste alette laterali. Queste alette chiaramente, come potete vedere, un po' disturbano nei movimenti della spalla, soprattutto se facciamo il movimento insieme, come può essere ad esempio una posta alta o un movimento con entrambe le braccia che va a tagliare. Però purtroppo, come ho già detto in altri video, quando otteniamo un livello di protezione elevato otteniamo anche un livello di mobilità minore. In definitiva, comunque, personalmente mi sento di consigliare questo modello perché garantisce veramente un livello di protezione davvero elevato, utile soprattutto a striscia e nella spada da lato, ma anche sicuramente nella spada a una mano e mezzo o a due mani, sui colpi di taglio tra capo e collo, diciamo, e anche per le punte. Facilissimo da togliere, come potete vedere è immediato, leggero, pratico, non eccessivamente costoso. Sinceramente mi sento di consigliare questo pezzo per praticanti di scherma storica e soprattutto per chi tra i novizi si sta avvicinando alla scherma e ha già un livello tale da iniziare a praticare dello sparring sicuro o addirittura iniziare a pensare di fare i primi tornei. Questo è tutto, ci rivediamo su questo canale per ulteriori video sulla scherma storica, sulla rievocazione e sull'archeologia sperimentale. Un caro saluto e ciao!